È laboratorio di scrittura autobiografica nella biblioteca del Castello di Leucatia Catania. La conclusione oggi pomeriggio. Per noi c'era Francesco La Rosa. Evento conclusivo nella biblioteca del Centro Culturale Rosario Livatino al Castello Leucatia di Catania dell'Atelier dell'immaginario autobiografico percorsi di scrittura a cura dell'organizzazione di volontariato Le Stelle in Tasca. Il folto pubblico in sala ha avuto la possibilità di incontrare dal vivo le scrittrici autobiografiche Lina Tringali, Elisabetta Muscia, Giovanna Maranini, Nadia Garilli, Giacomo Coniglione e Rossella Iannello. Il laboratorio cittadini di scrittura autobiografica è un'iniziativa portata avanti da alcuni anni da un sociologo catanese, Orazio Maria Valastro, che crede nella valenza della scrittura, dello scrivere di sé, del raccontare la propria storia. Non è vero che la biografia ha un senso solo se si tratta di gente famosa, anche la gente comune, come ognuno di noi, ha un suo posto nel mondo, la sua storia ha un suo posto nel mondo. Quest'anno è capitato che siamo state tutte donne ed è stato particolarmente bello sviluppare tra noi anche una forma di empatia. È stata una bellissima esperienza che consiglio assolutamente a tutti. Le annuali edizioni del laboratorio cittadini di scritture autobiografiche permettono ad ogni persona di fare esperienza della narrazione della scrittura di sé, condividendo i principi di una pedagogia della memoria, dell'immaginario ed un'etica dell'ascolto sensibile di sé e dell'altro. Assolutamente sì, tu racconti la tua storia ma ascolti anche quello dell'altro e credo che in questo mondo, nel nostro mondo di adesso, sia importante riuscire anche ad ascoltare l'altro.